Buonasera a tutti. Ho chiamato da poco Alberto Stefani, gli ho fatto i complimenti per la bella campagna elettorale, per la fiducia che ha ricevuto dai Veneti, gli ho augurato buon lavoro, ci sarà molto da fare perché dobbiamo veramente rilanciare la nostra regione e penso che sia importante da qui in poi concretizzare un bel piano di rilancio del nostro Veneto. Poi ringrazio la mia coalizione che ha permesso di segnare un punto importante. Abbiamo raddoppiato la nostra presenza numerica, la nostra consistenza in Veneto, da qui si riparte. L'abbiamo sempre detto con la coalizione e ringrazio i partiti che hanno lavorato molto bene, soprattutto il Partito Democratico. Non era una battaglia di testimonianza, era proprio un'idea, volevamo portare la nostra idea di sviluppo, di rinnovamento, di discontinuità, un futuro per un Veneto più uguale e sono molto orgoglioso del lavoro che è stato fatto. Partiamo da questa rappresentanza di un Veneto su tre che ci responsabilizza molto, quindi da domani il mio compito sarà quello di lavorare per una sempre maggior coesione del centro-sinistra in Veneto nel Consiglio regionale per poter essere un'alternativa credibile, sempre più forte, sempre più impattante nel nostro territorio veneto. È stata una campagna elettorale dove abbiamo proposto idee, abbiamo proposto visione, abbiamo proposto futuro e quindi devo veramente ringraziare tutti i candidati che si sono spesi fino all'ultimo, tutte le persone che ci hanno dato la fiducia, i partiti che hanno lavorato per far sì che si potesse parlare di una politica vicina ai cittadini. Mi dispiace molto il dato dell'astensione, penso che ci debba far pensare tutti e pensare in che modo la politica in genere debba rinnovare la fiducia e anzi riacquistare fiducia da parte dei cittadini. Penso che questo sia un dato veramente un dato da commentare, da rielaborare e da imporre a tutti il fatto di innalzare la proposta e la qualità della nostra proposta politica. Penso che sia un dato che insomma, in Veneto il 44% di persone che vanno a votare per le regionali penso che sia un dato assolutamente da non trascurare. Quindi siamo orgogliosi del lavoro fatto, sono orgoglioso di aver avuto la responsabilità e l'onore di guidare una coalizione coesa che segna, come ho detto, un punto importante. Ringrazio tutti i partiti, Alice Schlein mi ha chiamato, è stata molto gentile, bello, è stata una bella telefonata calda, affettuosa e da qui si riparte anche insieme, anche Matteo Renzi mi ha mandato un messaggio, ho sentito altri, Enzo Maraio, altre persone dei partiti nazionali, proprio per dimostrare che qui in Veneto adesso abbiamo incominciato a fare una coalizione coesa che ha voglia di guardare al futuro in modo molto ottimista e con un senso di responsabilità. Devo ringraziare il segretario regionale Andrea Martella e tutti i candidati, tutte le persone, si è dimostrato che il Partito Democratico è stata proprio la colonna vertebrale di questa coalizione, dapprima con la generosità di trovare un linguaggio comune su proposte concrete, poi su costruire una coalizione molto ampia che penso sia l'altro dato importante da cui far tesoro e cercare di costruire per il futuro. Però veramente ringrazio il Partito Democratico che ha dimostrato di essere una forza molto positiva in Veneto. Allora, diciamo che il dato del 2020, il 61%, era viziato dal Covid. Era sicuramente molto alto e è stato come qualche osservatore politico più attento di me aveva detto che era una volta si costruivano le cattedrali di ringraziamento, lì è stato un voto che oggettivamente ha ringraziato la fermezza e il modo saldo con cui il Presidente Zaia aveva gestito l'emergenza Covid. Quindi il dato era falsato da questo ringraziamento. Comunque il fatto di essere sotto 16 punti ci deve interrogare tutti. Io francamente a caldo così non ho una risposta, nel senso che io la mia campagna elettorale, quella di coalizione, l'ho incentrata molto sui giovani, sono partito dai giovani, ho fatto molti incontri, molti giovani si sono candidati, molti hanno portato, anche non appartenenti ai partiti, hanno portato manifesti con idee, proprio perché pensavo che una delle voci di astensione riguardasse i giovani, abbiamo proprio incentrato tutta la nostra campagna elettorale sui giovani e devo dire che ho avuto dei ritorni molto positivi su questo. Penso che ci sia un tema generale di fiducia, interrogarsi sulla capacità che un po' tutta la politica deve avere di dimostrare di essere il mezzo per risolvere i problemi delle persone. Ecco, forse c'è una
una sfiducia generalizzata che ci deve interrogare tutti, perché io penso che la politica sia creare futuro, come era il nostro slogan, sia quello di creare prospettiva. Da adesso in poi è un impegno, non è soltanto nostro, ma deve essere anche della maggioranza, e che con responsabilità cercare di riavvicinare i veneti alla politica. Sono venuto io qui adesso perché come sono la faccia di una coalizione e in questo momento sto parlando come candidato a presidente. Poi ci sarà il momento in cui ci saranno i segretari. Andrea Martella, che è rimasto con me a vedere i dati, non ha nessun cioè non ha nessun problema a passare, quindi ci sarà anche. Io non sono solo, in questo momento sono solo davanti a voi per ragioni logistiche, ma certo, infatti è proprio fughiamo ogni, cioè veramente è una suggestione totalmente sbagliata ed errata, c'è una grandissima condivisione, c'è una grandissima forza. Io ero qui con la mia famiglia e i miei figli, ero qui con Andrea Martella, con altre persone e abbiamo aspettato e abbiamo commentato i dati in grandissima coesione e armonia, quindi proprio non c'è nessun problema e non mi sono mai sentito solo in nessun momento, anzi ho sentito. Un laboratorio del Veneto che si è aperto con questo campo larghissimo. Lei dice che è riuscito a metterlo insieme perché c'era una visione comune, ma adesso riuscirà a mantenerlo Beh, in questa è la cosa positivo e bella. poi Questa anche è la cosa pensare. bella, è la cosa bella ed entusiasmante dell'avventura. Dopo 15 anni in cui il centro-sinistra, inteso con tutte le sue forze, stava ineluttabilmente scendendo proprio, adesso abbiamo invertito, anzi raddoppiando il dato del 2020. È una responsabilità e questa responsabilità la dobbiamo svolgere in pieno con proposte, con capacità di opposizione seria, ma soprattutto io direi con il grande impegno e la grande voglia di essere un soggetto che ha una proposta politica importante. E mi ricollego al discorso di prima dell'astensione, penso che ognuno da questo momento in poi deve lavorare per ridare fiducia alla politica nel Veneto. È finito il tempo del Doge? Beh, sicuramente è finito, anche se vedendo, penso che adesso io non ho diciamo, la profondità per commentare in modo politico le elezioni. Sicuramente il Presidente Zaia ha avuto un impatto sui risultati, avrà un impatto sui risultati, ma penso che sia comunque finita un'epoca e in questa epoca si deve lavorare per dare delle risposte a un Veneto che ha delle domande, delle esigenze, delle fragilità, domande di sviluppo, domande di modalità di governo totalmente differenti rispetto a quelle di 5-10 anni fa. La sfida era difficile, la sfida era difficile, si sapeva, però è soddisfatto di questo 30% o in cuor suo si aspettava anche qualcosa di più? A me piacciono le sfide difficili, andare in montagna come alpino mi piace moltissimo. Sicuramente quando dicevo che la nostra coalizione non faceva una battaglia di testimonianza, ma si era messa in gioco per vincere, lo dicevo assolutamente seriamente perché penso che, come abbiamo dimostrato, abbiamo un'idea di Veneto, un'idea di sviluppo, un'idea di creare un Veneto migliore di quello che abbiamo ricevuto. Il dato numerico è assolutamente soddisfacente, considerato che partivamo dal 15%, ma è soprattutto un dato da cogliere in prospettiva, anche quando ho accettato questa bella responsabilità di essere il federatore, la faccia e il responsabile di questa coalizione, l'idea era la prospettiva, cioè di continuare a costruire da domani in opposizione nel Consiglio regionale, ma l'idea che una minoranza diventasse o possa diventare alternanza. Ecco, quindi sono soddisfatto perché abbiamo tutti gli elementi, tutta la forza, il capitale umano e le idee per poter incidere e essere una forza di prospettiva per il miglioramento del Veneto. Le Le chiedo, un confronto iniziato sicuramente tardi e anche dei mezzi per quanto riguarda la campagna completamente differenti. Questo secondo lei ha potuto influire negativamente per quanto vi riguarda? Comunque una voce che in Veneto ci sarà. Sì, ma allora io diciamo che non commento quello che è stato, cioè diciamo, per me è un punto di partenza, un chiodo che impiantiamo in modo molto forte, dal quale ripartire per salire in montagna. Questo probabilmente è il primo tempo. Una parte mi viene in mente
mandato, parlando della deformazione di avvocato. La responsabilità di essere il candidato presidente di questa coalizione era quella di invertire una tendenza, di ridare l'orgoglio di una comunità di centrosinistra di essere presente e non essere minoranza, cioè diciamo che le barzellette di candidato in Veneto era ti piace vincere facile, ti candidi in centrodestra e non nel centrosinistra. Ecco, noi dobbiamo, e lo abbiamo invertito in modo molto, molto forte, sono molto soddisfatto di questo. Non vado a valutare, potevamo, facciamo, sono molto orgoglioso delle proposte che sono state portate, del modo con il quale abbiamo fatto la campagna elettorale, del fatto che la campagna elettorale sia stata sempre all'insegna della proposta, sempre all'insegna del rispetto dell'avversario, sempre a rispetto dell'idea del Veneto e di che fragilità, di che idea di società più giusta, di sanità pubblica, di sviluppo economico, di lavoro sicuro e dignitoso, di rispetto all'ambiente volevamo il nostro Veneto. Continuiamo da questo con sempre maggiore forza e penso che questo sia il vero capitale di queste elezioni. Io sulle cose serie, sulle cose fatte bene, sulle cose che non guardano a logiche soltanto spartitorie di partito, ma per il bene dei Veneti, io sono disposto a qualsiasi dialogo e a qualsiasi proposta costruttiva. Quindi ritengo che proprio il momento difficile, perché al di là di tutto il Veneto abbiamo visto produzione al di sotto del 4,5 della media nazionale, molti dati che ci dicono che bisogna intervenire in modo serio. Ecco, noi saremo sempre dalla parte di chi vuole costruire in modo serio e anche propositivi e collaborativi qualora ci sia la possibilità di farlo. La critica forte, magari era stata sulle idee, perché mi pare che una critica nel momento in cui si dice che la nostra sanità va verso la privatizzazione, che non vogliamo il modello lombardo e che è insostenibile che in una regione ci siano lo 0,67 di medici di base ogni 1000 abitanti, questa è una critica, diciamo, secondo me abbastanza forte, non serve urlare o piantare una martellata in mezzo alla testa alle persone, cioè basta il concetto, secondo me, negli ultimi 10 anni c'è stato un po' di sonnolenza su dei temi fondamentali, le fragilità, un'attenzione al sociale molto più forte, uno sviluppo economico, une politiche industriali lasciate agli imprenditori e alle piccole e medie imprese. Ecco, io penso che ci debba essere un cambio di passo forte, il cambio di passo, l'abbiamo detto dall'inizio, dal Veneto di uno al Veneto di tutti, deve essere un meccanismo assolutamente partecipativo, quindi molto diverso rispetto alla modalità di esercizio della rappresentanza del potere in Veneto fino a poco tempo fa. Come si risveglia la sonnolenza elettorale invece? Perché l'astensionismo è stato il grande vincitore alla fine di queste... Allora, io penso che ingenerando l'affidamento che la politica può risolvere i tuoi problemi. Questo io ho nei mercati, quando ho sentito ho parlato con tante persone, anche in una trasmissione nazionale, ha fatto vedere un dialogo con qualche persona dei banchetti che avevano un totale rifiuto della politica. Ecco, la politica in genere deve riacquistare fiducia e riacquisire essere il mezzo che le persone pensano che possa migliorare la qualità della vita e di conseguenza noi dovremmo fare delle proposte molto importanti che abbiano impatti. Quindi in Veneto assolutamente sanità pubblica, sanità di prossimità, politiche industriali importanti e attenzione al lavoro soprattutto dei giovani, perché l'altro dato dove c'è stata una pesante critica è che dal 2011 ad oggi 55.000 veneti se ne sono andati dal Veneto senza che ci fosse reciprocità, quindi dobbiamo partire con politiche concrete che danno prospettive di sviluppo. Che cosa vuole mandare al Presidente Stefano? Scusami, che sono... Cosa vuole mandare in questo momento al Presidente? Beh, innanzitutto gli ho detto il buon lavoro, assolutamente mi sono congratulato con lui, che sia all'altezza della fiducia che gli hanno dato i veneti, questo è l'augurio che gli ho fatto, e il messaggio che il Veneto è profondamente cambiato e che la politica d'ora in poi deve dare delle risposte molto concrete, deve dare su temi fondamentali come quelli enucleati in campagna elettorale. Quindi salute. Che cosa gli riconosce, visto che anche lei spesso ha citato i giovani, e lui insomma, è uno dei pochi esempi, no, di giovani in politica che ha bruciato le tappe, che ha iniziato... Sì, ma secondo me il problema dei giovani non è tanto della rappresentanza dei giovani, perché non deve essere l'eccezione, cioè Alberto Stefani è
sicuramente un enfant prodigio, una persona intelligente, un ragazzo che ha bruciato le tappe. Il problema non è tanto quello, il problema è la capacità di vedere effettivamente i bisogni che hanno i giovani e ritengo che la nostra regione non sia stata una regione per giovani e la politica si dimostra facendo politiche sulla casa serie dell'abitare, politiche sul trasporto dopo 20 anni di al lupo sul biglietto unico e incominciare a parlare di la prima retribuzione che sia equa e degna e che i ragazzi non vadano, non dico all'estero, ma in Emilia-Romagna, che se avete visto i dati, l'Emilia-Romagna è la regione che ha i maggiori dati di attrattività di giovani in Italia. Marindo, scusi, questa esperienza della campagna elettorale con una coalizione molto larga, la Rifondazione Comunista Matteo Renzi, è stato un valore aggiunto oppure qualcosa che l'ha frenata diciamo, in chiave nazionale è il presupposto per costruire quel campo progressista che Alice Schlein, lei l'ha citata, sta cercando di portare a termine non soltanto in Veneto ma sul piano nazionale? Allora io penso che una coalizione così ampia e plurale come questa, se si è nell'ambito, e uso un termine magari desueto, dell'onestà intellettuale ma della proposizione, è un valore aggiunto sempre, perché ti fa vedere una realtà complessa da diversi angoli di visuale, mettendo la luce su determinati aspetti, e poi lo sforzo di arrivare alla proposta unica, unitaria, che è doverosa rispetto agli elettori, sarà su un livello molto più alto. Io devo ringraziare tutte le componenti della coalizione perché hanno dato la possibilità di uno sguardo più approfondito, più profondo sul Veneto e su ogni tema c'è stata la possibilità di fare un programma più pensato e più attento alle esigenze di tutti, perché ogni cosa deve essere vista dai due lati. Se si parla dello sviluppo economico è importante guardare le piccole e medie imprese, guardare il fatto che bisogna fare meglio industria 5.0, magari partire da esperienze transizione 5.0 partendo magari da altre riforme che sono andate bene e poi parlare di lavoro sicuro, dignitoso, salario minimo, salario d'ingresso. Ecco, la complessità impone che ci siano angoli di visuale diversi e questo non deve essere un alibi, anzi io penso che il avere più forze che lavorano insieme nella stessa direzione sia un valore aggiunto, quindi sono fortemente unitario, ringrazio e l'ho fatto e continuerò sempre a farlo perché in questa campagna elettorale devo dire che tutte le componenti della coalizione sono state propositive, un valore aggiunto e abbiamo trovato sintesi alte, dalla sanità ai giovani, agli anziani, alla partecipazione, allo sviluppo economico, quindi devo dire che è stata molto positiva l'esperienza. Io penso che l'idea di battere l'avversario, di scazzare l'avversario debba esserci, cioè è sempre la politica è visione dialettica, la visione è dialettica sempre, cioè la politica è dialettica, è l'idea di dire che si vuole e contrapporla magari a chi ce l'ha diversa. A me piace l'idea, sono convinto che per fare politica si deve avere forte l'idea di cosa proponi. Noi avevamo l'idea del Veneto che volevamo proporre, penso che sicuramente ci sono persone preparatissime a livello nazionale che riusciranno a convincere, a proporre un'idea di Italia che si fonda su principi fondamentali che abbiamo detto oggi, la salute, diritto universale, maggiore uguaglianza, maggiori occasioni di lavoro. Ecco, ho sentito tantissimo il tema dell'equità fiscale, ecco, saranno dei temi che a livello nazionale dovranno essere indagati e sono convinto che se una forza coesa, come abbiamo visto, ma in altre regioni si è vinto e quindi penso che le altre regioni potranno essere ancora di più del Veneto il modello, penso che a livello nazionale si possano dire e fare delle cose molto concrete e positive. Me l'avevano detto a Treviso, a Treviso quando ho vinto nel 2013 c'erano delle persone che hanno detto non abbiamo mai visto un sindaco del centro-sinistra, lì ci siamo riusciti. Ecco, diciamo che ci stiamo lavorando per cui ci sia un presidente di regione del centro-sinistra, non c'è mai stato, e quindi cerchiamo di lavorare per questo, siamo ottimisti. No? Allora, è chiaro, i risultati sono stati evidenti e chiari di questa tornata elettorale, però c'è molta positività, molta voglia di costruire perché proprio era partita questa avventura con l'idea della prospettiva, della creazione di futuro e di dire ci siamo come potenziale opposizione, quindi lavoriamo, già da domani lavoreremo con forza a un bell'idea per convincere i veneti.